Serena, sa quando mi tolgono da questo corridoio? Lasciate ogni speranza voi che entrate. Dante, Divina Commedia. Micillo, sala operatoria. Signora, non mi faccia perdere la pazienza. Voglio sapere com'è possibile che il signor Del Gaudio, mio carissimo amico, che era primo nella lista senza alcuna raccomandazione, perché ci tengo a precisare, pur essendo mio amico, ha aspettato 2 mesi per una visita, dicevo, com'è possibile che così da un giorno all'altro si sia trovato da primo nella graduatoria a 28esimo? Capita. Capita? E come fa a capitare? Che ne so io, come dite, io sono una semplice inserviente. No, voi siete una approfittatrice, siete una speculatrice, una Che sono finite le parole in isce. una simulatrice. Ah, avete visto? L'avete trovata. E vi volevo suggerire lavatrice, perché non disprezzando, sono napoletana. Io sono il direttore sanitario, il capo della struttura. Qui tutto funziona perché io decido che... Decido che? Comunque sia, ho saputo che lei è alla lista, quindi rimetta subito Del Gaudio al suo posto. Oppure sarò costretto a dire al mio amico di ritornare tra... Tra quanto tempo può tornare? Un mese. Giusto, 1 mese. Ma mi raccomando, non un giorno in più, chiaro? Di questo ha bisogno questo ospedale, della mia autorità. Questo non ha capito che l'autorità sono io. Questo non ha capito che sta scherzando col fuoco. Questo non ha capito che se ne deve tornare a Milano, punto e basta. È venuto qua per convertire gli equilibri. Sovvertire? Niente. Niente. Ma se non devi dire niente, che parla a fa? L'uomo delle cose inutili. Uomo, boh. Uè, non offendiamo. E chi offende? Non è vero che sei mezzo uomo e mezzo bestia? Eh sì, sono un minotauro. Sono solo un po' gay. Ma perché si vede? No, sono mica sono troppo intelligente. Comunque sia, signore Elvì, io vi stimo troppo, ecco, perché voi siete troppo forti, troppo autoritarie, troppo belle, troppo maschia. Uè, ma tronco una cosa in faccia, maschi a me. Io sono più femmina di te. Ma quello era un complimento. Ah, è un complimento. E allora ritiro la cosa che ti volevo dare in faccia e mastico una diurna. Ore naia metaram, nanana, ore da yare luca, ina imita ina kenti, se non me suzza Ma che stai ore cantando? naia metaram. Basta chiedere. Dottoressa, dottoressa? Sì? Ma che state cantando? Bella, è la canzone di un manga giapponese. Che è? Un manga giapponese. E vado a qua. Che cosa? La cosa che manco giapponese. Quanto è spiritosa lei, signora Elvira. Ah, a proposito, ha visto vicino mio? A chi ha già visto? Vicino suo. Cioè? L'altro è specializzando, il fidanzato, un manga bestia. Che è un fidanzato? Manga bestia. Beh, se ne manda pure. E quello è vicino suo. Ma non vicino che è secco. Molto spiritosa lei. Ore naia metaram, ore naia muloka. Ma che sto per fare? No, ma io più che altro mi chiedo come fa che sta a fare la dottoressa. Come tu fai l'infermiere? Che pira? Sarà. Io però tengo il piede di Cenerentola. Uè, dicio miau, c'è la fidanzata che ti aspetta. Di che entusiasmo. Tutto a posto, signora Elvira? La paziente di 104 Sì. anni, quella che ci avete mandato, è morta.
come è morta? Beh, noi abbiamo fatto tutto il possibile, ma non c'è stato niente da fare. Comunque, spero che abbiate fatto firmare il consenso liberatorio ai parenti più prossimi, no? Che cosa? Consenso liberatorio, quello che libera l'ospedale da ogni responsabilità in caso di decesso. Avete fatto firmare, no? Sì, assolutamente l'ho fatto firmare sto fatto. Guardate, questa volta sono stato bravissimo. Anche se come anestesista non so granché, però sono riuscito a non fare l'anestetica all'assistente, il dottor Cavallo, che sta sempre con me. Il famoso anestetico da cavallo. E poi me ne vado. C'ho un'unghia incarnita che mi aspetta. Un'unghia incarnita. Dicono che si sprecano i soldi della sanità. Uno viene in ospedale a si fa un'unghia incarnita, che diamine. No, ma non incarniti amici, tengono appuntamento con podologo. Ah, che dolore, ci volessero poco l'anestesia. Ma chi mi ha fatto? Ma chi? La signora quella sulla sedia a rotelle, quella con l'ossigeno e catetere. Mamma mia, chi lo sente il padre? Ma perché? Mamma mia, tu dici sempre annanzi, ma quando muore chiste? Ma come, signora Elvira, la nonnina a 104 anni, ancora il padre? E chi è Matusalemme? No, il padre della vecchia! Il padre Romeschina. Tonino Animale. E chi è Tonino Animale? Lo dice stesso la parola. Animale. Esci, mezzo uomo. Meglio mezzo uomo vivo che tutto intero morto. Ma un imalo, padre Meschini, ce l'avrà con me, no con te? Ah sì? E si riconosce la voce di chi gli ha dato la notizia a telefono? Non la riconosci. E allora perché avete fatto fare a me la telefonata del malaugurio? Perché me l'ha detto Todisco. Ha detto che una voce maschia è più rassicurante. Sono maschi solo quando vi conviene. Cioè, quasi mai. Todisco, andate all'ingresso. Todisco, Andate fa a fare la qualcosa. guardia, va. Signore Elvira, ma fatemi capire una cosa, ma quanti soldi vi ha dato per mettere la nonnina in mani sicure? 500 euro. Oh mamma mia! E voi vi affidate alle mani di Micillo? E che ne sapevo io? Chi le stava in turno? Immaginavo che mi accereva. Che ne so, pensavo che sbagliava un'anestesia, sbagliava a fare un buco, invece la coscia anestetizzavo il braccio. Normale routine. Come dici tu. Insomma, signore Elvira, questi mo vanno trovando i soldi indietro. E chi è te? No, io già li ho spesi per l'iPhone 4 di mia figlia Letitia. Voi mi stupite giorno per giorno. Sbagliate tutte le parole in italiano, niente di meno una parola in inglese me la dite perfettamente. Aggiornati. Vabbè, lo farò. Insomma, che si fa? E che si fa? Quello mo va trovando i soldi da me. E io i soldi GP non glieli do. E che lo dite a fare? E vorrà dire che Achille ti spezzi il cosce. Oh mamma mia, e che c'entro io? E c'entri perché i soldi io dirò che te li sei presi tu. Ma è una bugia! È una bugia, io lo so, tu lo sai, Todisco pure lo sa, oi? Ma? Un animale non lo sa. Brava. Scusate, signora Elvira, ammesso non concesso che mi faccio spezzare le cosce, senza sangue ovviamente, perché sapete che effetto mi fa, se io mi sacrifico, no, dico, mi lasciate i bancarielli in eredità? Senza buttare un poco di sangue? Sì. Mai. Hai finito di riflettere? O butti il sangue o niente, non ci sta niente da fare. Il problema fondamentale è che io non ho fatto firmare il documento alla vecchia prima di morire. E allora o Meschini o Unimala. Bella gente. Bella gente o non bella gente, comunque possono fare causa all'ospedale. E il dottor Micillo, che tra parentesi ho raccomandato io. E che sputtanerete per salvarvi la pellaccia. Bravo. Dopo lo sputtanamento perderà il posto. E che figura ci faccio io? Dimmi tu. Io non dico. Io scappo. Elvira, ma dove andava Geppino così di corsa? A casa. Mamma mia, che meraviglia! Anch'io vorrei avere fretta di tornare a casa, se solo avessi un partner. E invece no, sono sempre inchiodata qui, da lunedì al venerdì. A proposito, dalle 12 alle 13 sono in cardiologia, dalle 13 alle 14 in pediatria, dalle 14 alle 15 in otorinolaringoiatria. Avete capito, Elvira? Per non parlare di quando si rimane soli a Ferragosto, il giorno di Natale, Pasqua della Pasquetta, il giorno del Carnevale addirittura, è bruttissimo. Va bene, scusate se interrompo il calendario, ma vi avevo cercato per un'altra cosa, vi devo fare una domanda importante. Ditemi se non è troppo indiscreta. Ma se muore qualcuno in ospedale
per diligenza, che succede? Diligenza. Quando uno muore che per esempio un dottore l'ha fatto morire? Ah, volete dire negligenza? No, in sala operatoria. Cioè, che succede al direttore sanitario? Il direttore sanitario è sempre responsabile di quello che accade. Ma solo lui oppure chi ha commesso l'omicidio? L'omicidio? Ma non stavamo parlando di negligenza? Ah, in sala operatoria! Ditemi la verità, Elvira, è successo qualcosa di grave? No, assolutamente niente. Voi parlate dei vostri calendari, io parlo di quello che può succedere in ospedale. Vabbè. Ah, Elvira, dimenticavo di dirvi una cosa importante. Prima Giuvi cercava un tipo. Ma cioè, che tipo era? Era un tipo rozzo, selvaggio, terra-terra. Era un tipo molto interessante. Chiedeva di voi, voleva chiudere dei conti. Acquisti? No, decessi. Sì, ma che ne sa ci si smette un bicarbonato indeciso? Domanda a mamma. Ciao. Guagliù. A chi? A voi. Sapete dove sta la signora che sta sempre a Reto Bancariello qua? Chi la signora Elvira? E non l'abbiamo vista da stamattina, vero, amo? Ti ha detto? Non trovo i piatti a quel punto. Comunque sapete dove sta? No, nemmeno io l'ho vista stamattina. E invece so che sta sempre qua. Sapete che succede a chi non dice la verità o meschina? Che bel nome, complimenti! Grazie. E cosa succede, signor Meschino? No, signor meschina. Oh, meschina. Scusate. Succede che faccia fa una brutta fina. Nello specifico? E non l'abbiamo vista da stamattina, però può chiedere a Geppino, l'infermiere voleva tornare a casa, però il primario l'ha costretto a stare qua e fare un altro turno in più al reparto ginecologia. Allora devo chiedere di Geppino. Ma tu sei una dottoressa? Specializzanda. Brava. Specializzati e fammi sapere. Sicuramente. Ragazzi, ma cosa ci fate nascosti dietro la macchinetta delle merendine? Andate subito in sala operatoria, c'è una cistifellea che vi aspetta. Scusi, lei chi è? O meschina. Sì, ma non è orario di visite. Ma io qua dentro vado e vengo quando voglio. Io sono il direttore sanitario, sono le autorità e le dico che lei non può stare qui nel corridoio. Lei cosa mi risponde? O meschina non risponde. O meschina colpisce. Dottore? Dottor Gargiulo? Vabbè, vado con la respirazione. Bocca a bocca. Adesso sì che la giornata prende una piega completamente diversa. Signor Meschino, Oh meschina. chiedo scusa. Signor Meschino, noi abbiamo fatto il possibile per salvare la vecchierella, ma comunque tenevi 104 anni. Poteva campare ancora. Certo, ma quanto? Ma non era ancora giovane. A 104 anni. Era ancora giovane. Sicuro? Una ninfetta. Uè, la nonna mia non infetta proprio a nessuno, è chiaro? Mi sta scemo. Io ora devo vendicare la sua morte. Mi serve sapere chi è il responsabile, qual è il dottore, e tu lo sai. Io? Ma quando mai? Io non vado mai nella sala operatoria perché mi fa impressione il sangue. Ma solo quello degli altri o anche il tuo? È stato il dottor Mici, l'anestesista, però adesso non lo trovate perché sta dal podologo. Allora pensiamo a roba. Ora devo prima sistemare i conti con la signora Elvira, mi deve dare tutti i miei soldi. Sì, state fresco. Quelli già se li spesi tutti. Allora mi dai tu. Io? E che c'entro? Sei stato tu a fare la telefonata. Allora in mancanza del soggetto sei tu a farne le feci. Chi ne è nato? Veci! Mi faccio mai fatto. Signora Elvira, venite immediatamente perché questo già mi ha mandato a pronto soccorso a Gargiulo. Come buono! Il signor Meschino. Oh meschina. Chiedo scusa, è il signor O Meschino. Ha detto che mi fa uscire il sangue da tutte le parti se non venite. E dal. Signora Elvira, correte immediatamente perché questo si sta rubando il vostro bancariello. Sta venendo subito. Bel colore, complimenti. Ma come si può fare? Neanche dal podologo mi lasciano qui a diare. Dimmi tu, Ah sì, è lui, eccolo, il dottor Micillo, l'assassino. Buongiorno dottore. Io sono un meschino. Bene.
chi riconosce i propri errori è già a metà del suo cammino. Bravo! Ma dottore, forse non mi avete riconosciuto. Non so perché avete fatto il grande fratello, che io guardo solo quello. Se invece per esempio avete fatto, che so, amici, no? O No, voi dottore. ne- Io sono un figlio di un animale, un nipote della vecchia. Ma che lingua parla? Scusate, ma qua vecchia? Dottore, la vecchia. Ah, la vecchia, quella vecchia. Qua vecchia! Ma bello, non ditemi voi come mi già comportare, no? Come mi devo comportare qua dentro? È da meschino? No, da vendicatore. È il suo secondo nome, Vendicatore. Il primo è Meschina. Dottor Micillo, questo signore, pardoni, il signor Omeschino è il nipote della vecchierella di 104 anni che è morta nella sala operatoria con voi. Ah, vecchia! Ma non è morto in sala operatoria, è arrivata da me che era già deceduta. Il dottor Di Carlo può testimoniare. Oh, mamma mia, allora l'ho portato già morto nella sala operatoria e non me ne sono accorto. Ma che schifezza di infermiere, ragazzi. Ma quindi non l'avete uccisa voi? Ma per carità, fratello caro, ma faceva una cosa questa proprio a lei, amma. Meno male, ah. Perché un po' mi dispiaceva farvi fare la fine dei tracchi. È stato un privilegio conoscerla. Tutto mio. Salutate buoni, male. Comunque la signora Elvira mi deve restituire tutti i miei soldi. Sì, vabbè, ma l'importante è che siamo tutti salvi e felici. Signor Omeschino, vi posso abbracciare? No, perché ho la sindrome di Stoccolma. Ma mischia. E quando il carcerato si innamora del carceriere. Come non detto, signor Meschino, mi è venuta un'idea per farvi riavere i soldi indietro dalla signora Elvira. Però si fa 50-50. Cosa fa? Che colori fucsia, eh? Già cagna maglietta. Ma che volete da me? Io sapevo sto malandrino. O Meschina cercava lei. Beh, io sono famosissimo, tutti mi cercano. Prima o poi la coglierò con le mani nel sacco e allora vedrà di che cosa è capace il dottor Gargiulo. Dottor Gargiulo, si calmi, tutta questa agitazione le fa male. Ma perché non mi segue nella sala massaggio relax? Sala massaggio relax. Sì, dottore, questo ospedale è all'avanguardia. E da quando? Venga con me. Signor Elvira, vi prego, vi posso alzare? Non ce la faccio più a stare sul brecciolino. Mi dispiace, così impari la prossima volta a metterti d'accordo con Meschina, a rubarmi 500 euro dalla cassetta. Ma mica l'ho rubati, l'ho preso in prestito. Il bancariello te lo puoi scordare. No, vi prego, signor Elvira, lo sapete quanto ci tengo a subentrare a voi? E non parla difficile, che non mi fai fissa. Ma mica parlo difficile. Quello parla pure inglese. Tiene la figlia che si chiama Lady D. Hai visto che bella amicizia è nata tra Meschina e Micillo? Infatti, da oggi in poi si chiameranno Omeschina e Omicilla. Che bello l'amore. Mamma mia, tu hai st'amore. Pensi sempre che sono tutti quanti gay con me e te. Niente di meno mi dite la parola iPhone e non siete capaci di dire la parola gay, che tra l'altro è una parola alla moda. Ma così di moda? E io non parlo alla moda, ma voi parlo come voglio io. E adesso vattene, vai a trovare pure tu l'amore. Signore Elvira, vi posso abbracciare? Perché ho la sindrome di Stoccolma. E fatti più alla che non sono vaccinato.